Una decina le persone coinvolte in una lite violentissima nei pressi di Piazza Castello. La diatriba scoppiata sembra per la collocazione di alcune giostre. Urla, spintoni, calci, una maxi rissa legata a una vendetta nell'ambito dei giostrai, con un crescendo di minacce e danneggiamenti culminata nella sparatoria. Una persona è rimasta uccisa, si tratta di Alberto Fiori, 75 anni, altre due sono state portate in ospedale. Un 51enne è stato ferito nella colluttazione, ha riportato un trauma cranico provocato da un colpo di arma bianca. Le sue condizioni non sono risultate gravi. Dopo i controlli e gli esami radiografici è stato dimesso a domicilio. Il secondo ferito, colpito ad una gamba, a 49 anni, è ricoverato all'ospedale Magalini. I giostrai dovevano partecipare all'antica fiera dei Santi Pietro e Paolo, in programma dal 28 al 30 giugno a Villafranca di Verona. In un attimo è scoppiato il finimondo. Quando poi la situazione sembrava fosse tornata alla calma, i contendenti si sono spostati in Viale Olimpia ed è spuntato una pistola. Diversi colpi che hanno raggiunto 3 persone. Il 75enne è morto nella notte. Lo sconcerto dell'amministrazione comunale. Dire che siamo allibiti è poco, per due motivi. Il primo perché le famiglie dei giostrai che avevano l'incarico insomma, di gestire il Luna Park e di animare il Luna Park di Villafranca vengono a Villafranca nel nostro comune praticamente sempre, quindi erano tutte figure note. La seconda cosa che ci lascia sconcertanti è perché da quanto abbiamo appreso dalle forze dell'ordine la rissa si è scatenata per futili motivi. Sul posto sono giunti i carabinieri di Verona che stanno svolgendo le indagini per ricostruire quei terribili momenti, esaminate anche le riprese dei circuiti di videosorveglianza. È stata aperta un'inchiesta per omicidio e tentato omicidio. Il comune di Villafranca intanto ha annullato la festa per i santi Pietro e Paolo. Non le nascondo che è stata una scelta molto difficile, molto sofferta, anche perché questa era la 311esima fiera di Villafranca. È davvero brutto privare i cittadini villafranchesi di questo evento che insomma si aspetta sempre una certa impazienza, specialmente dalle generazioni dei più giovani, hanno appena finito scuola e quindi insomma con il Luna Park è sempre un momento di ritrovo, però davvero abbiamo ritenuto che non potessero più esserci le condizioni.